Angelo Pitrone, autore di questa mostra fotografica che riguarda i 100 anni di Camilleri. Sì, questa mostra è dedicata ad Andrea, album, perché sono momenti sparsi nell'arco di più di 40 anni, dall'81 al 2010 grosso modo. Quindi quando lui era ad Agrigento a fare regie teatrali al Caos per il piccolo teatro pirandelliano, fino alla inaugurazione della mostra del 2010 di Fausto Pirandello. Nel mezzo c'è anche da Calmuto, la sua direzione artistica, l'inaugurazione del teatro Regina Margherita. E Camilleri è stata una persona importante anche per me, per quello che ho potuto realizzare anche fotograficamente nei miei libri e nella mia fotografia. Fino a quando si potrà vedere la mostra? La mostra ufficialmente è fino al 5 febbraio, ma si parla già di una proroga da definire meglio. Sì, e noi siamo molto orgogliosi perché Angelo Pitrone è stato per 30 anni fotografo della soprintendenza e quindi questa mostra su Andrea Camilleri ha sicuramente per noi un valore aggiunto importante e continuano le manifestazioni per il centenario. Abbiamo voluto travalicare anche il 2025 e con il 2026 abbiamo voluto chiudere con questa mostra di scatti inediti del maestro Camilleri dagli anni '80 del secolo scorso fino alle ultime presenze a Porto Empedocle ad Agrigento. Ci sarà un altro evento più, mi pare. Ci sono altri eventi, le presentazioni dei libri per esempio che abbiamo stampato, atti di convegni e poi ci sarà la presentazione, il premio Giovani Ricercatori Andrea Camilleri che è stato già assegnato e che quindi verrà fatta la premiazione ufficiale. Parliamo di questa mostra, un evento che riguarda i 100 anni di Camilleri, inserito appunto nelle manifestazioni in ricordo al grande scrittore di Porto Empedocle. Sì, è una mostra molto interessante perché ci mostra un Camilleri ancora non circonfuso dalla fama internazionale e mondiale che poi lo avrebbe toccato, cioè è la storia di una persona che poi sarebbe diventato in qualche modo un personaggio. Angelo Pitrone ha avuto il fiuto giusto, la pazienza e soprattutto la mira per poterlo intercettare come un cecchino, no? Con la sua macchina fotografica, e lo ha immortalato in tante situazioni che lo legano alla settimana pirandelliana, quindi è una mostra che ci racconta anche quello che è stata Agrigento, alcune iniziative culturali veramente d'avanguardia e poi i premi, le iniziative per omaggiare lo scrittore che già era diventato uno scrittore di fama. Quindi sicuramente il modo migliore per chiudere questo centenario, per rendere a Camilleri una sorta di riconoscimento che gli dobbiamo come agrigentini e come lettori.